Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Nuoro ma domiciliato in provincia di Sassari, cuoco di professione, è stato denunciato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minore dagli agenti del compartimento della Polizia Postale delle Telecomunicazioni di Cagliari. Tra le vittime dell'uomo una sedicenne siciliana. Secondo le indagini della Polizia Postale, il 36enne ha aperto, fingendo di essere il promoter di una nota marca di intimo, un profilo Instagram e ha organizzato un finto concorso chiedendo alle partecipanti, quasi tutte minorenni, di inviare foto di nudo o indossando l'intimo. In premio c'erano prodotti o la possibilità di diventare testimonial dell'azienda. Le indagini sono partite dalla Sicilia e sono state estese alla Sardegna dopo alcune segnalazioni di profili Instagram con richieste particolari alle ragazze. Gli agenti hanno sequestrato centinaia di foto di ragazze, dalle quali è risultato che il 36enne aveva già adescato la ragazzina a cui aveva chiesto il numero di telefono e le foto tramite WhatsApp. Nell'abitazione dell'uomo la polizia postale ha sequestrato tablet, notebook e 2 smartphone, dal cui esame si è avuta la conferma dei contatti con la minore, nonché l'utilizzo da parte dell'uomo, scrive la polizia postale, di altri 5 profili Instagram, probabilmente utilizzati per le medesime finalità. Inoltre nei supporti informatici sequestrati sono state trovate sia le foto inviate dalla minorenne siciliana che quelle di altre ragazze. Le indagini della polizia postale proseguono per accertare tutti gli aspetti dell'attività dell'uomo.